Secondo giorno qua dall'avvocato Migliorini, ancora con lo sprizzetto, Renzo Marangon, l'avvocato Migliorini, Leandro Maggi. Innanzitutto ieri è stata una lex magistralis, ora pro nobis. Noi rischiamo di essere come il trio Lescano. Sì, Quindi è interessante. vabbè. Da oggi ci chiameremo lo sprizzetto Lescano. Allora, forse dopo, se abbiamo tempo, ci spiegherà quello che ci aveva annunciato ieri, che aveva chiesto asilo, cittadinanza, cosa? Asilo politico? No, solo asilo politico. Alla Città del Vaticano. Sì, io ho mandato una lettera a cui non mi hanno risposto. Io ho scritto, se mi date asilo politico, fermo restando che restano i miei doveri di cittadino italiano, di pagare le tasse e tutto quanto il resto, io ho un motivo di più per non andare a votare con questa gente che c'è qua. E in cambio mi impegno a fare un no stop Medjugorje, Santiago di Compostela con tappa finale a Lourdes. Mi fa morire. Non ti hanno risposto? No, finora non mi hanno risposto. Però quando mi dicono per chi voti cosa fai qua? Dico, ho chiesto asilo politico in Vaticano. E così Però l'asilo politico si chiede, di solito quando si è perseguitati. Da chi è perseguitato lei? Da me stesso. Questa è la risposta, che non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Questa è al di là di ogni aspettativa. Questa è... E quindi adesso sai cosa non parliamo? per niente è un principe del foro. Beh sì. Non per niente. Cioè, Che spieghiamo, e vuol dire che un grande avvocato non è che qualcuno possa interpretare in un'altra maniera. E neanche siamo preparati prima, stiamo andando a volta Stiamo libera. proprio a braccissimo. assolutamente. Quindi l'avvocato Migliorini potrà dire gli è venu i domati con lo sprizzetto, e tutti, perché tutti pensano che ci prepariamo. Tutto improvvisato. No. Detto da lui, che poi è quasi un'autorità super partes. Mai robe preparate. Bravo, anche perché grande, stanno dei preconfezionati. Si vede subito. Eccentrico. Lei ha fatto un libro, tra l'altro, l'Eccentrico Liberale. Esatto. È quello che ho presentato io a Sì, Caglio di Po. Mi ha fatto esatto. molto piacere. Faccio una piccola apertura. Perché mio papà, Umberto Maggi, era molto amico di Luigi Migliorini, ma poi aveva una stima per l'avvocato, e siccome lo cita in un paio di volte nel libro, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Grazie. Un grande amico, Umberto è un grande personaggio, perché uno che, lasciami perdere solo un istante, uno che in un posto come Taglio di Po si dichiara liberale Sì, è vero. e poi gli sparano in casa, perché gli hanno sparato in casa. Questo non lo sapevo. Sì. Questo è stato proprio in un momento politico particolare del paese. Un giorno mi telefona suo povero papà e mi dice: mi hanno sparato, ma va là Umberto, vieni qua a vedere. Sono andato, c'era il buco in casa. Sì. Ma per motivi politici o per... Si pensa di sì. Sì. Ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Eccentrico, anche qua vado a vedere da Treccani, è lo stravagante, il bizzarro idealmente, è ciò che non ha la normalità consueta e che si presenta come irregolare e particolare, un'accezione che si fonda sulla bella declinazione figurata del centro quale fulcro dei costumi. Allora, innanzitutto Allora, questa definizione di eccentrico, secondo me Treccani sta perdendo dei punti non a caso, perché dà per sinonimi eccentrico e stravagante, mentre viene una fondamentale differenza. Stravagante è colui che pensa di fare qualcosa di diverso dagli altri per o mettersi in mostra o per stupire. Eccentrico è quello che spontaneamente si ritrova, come nelle definizioni di Stuart Mill, ad essere in minoranza rispetto a abitudini diffuse, ne prende atto sorridendo. Io forse ho una maglia, potrà dire che sia eccentrica rispetto a quella di Margot, non lo so. Io lo so che quando verifico i miei gusti, in genere non coincidono con quelli della maggioranza, ma non dico mica niente. Resto eccentrico. Mi piace leggere, per esempio, le poesie di Jorge Luis Borges, ho lì tutti e due i volumi, in spagnolo e non in italiano, non so una parola di spagnolo. Però ne comprendi l'essenza. Però lingua originale. mi piace. ma quando è che Luigi Migliorini diventa, cioè nasce eccentrico oppure c'è un'evoluzione? Cioè uno diventa eccentrico col tempo o deve avere il DNA dell'eccentrico? Guarda, un'altra frase è: le nuove idee prima vengono derise, poi combattute, poi diventano ovvie. Quando io ero ragazzino adoperavo delle camicie blu,
e mi dicevano, azzurro anzi, e mi dicevano, guarda la camicia di sua sorella, guarda la camicia di sua sorella, oggi la camicia blu, azzurra è la roba più normale di questo mondo, per cui io non divento eccentrico, forse sono nato così, diciamo, con questa caratteristica. Eccentrico, se guardiamo bene, vuol dire spostato rispetto al centro delle opinioni, che sia giusto o che sia sbagliato, sono fatto così. Bertrand Russell diceva, più un'opinione è diffusa, più è facile sia sbagliata. Tutte queste robe qua me le segno io dopo io su Facebook le vendo perché sappiate che l'ha detto lui, proprio io faccio finta che siano mie. No, ho detto Bertrand Russell, premio Nobel, grande filosofo, ma io me le vendo ha scritto Storia della filosofia occidentale. Bravo. Che è un 4 volumi molto, è molto leggibile, a differenza molto leggibile. Io scriverò questa notte ho pensato che, e poi cito faccio un figurone, poi dai. Il grande Bertrand è un grande eccentrico, abbiamo parlato prima di D'Annunzio, il più grande eccentrico della storia secondo lei? Secondo me il più grande eccentrico della storia è stato Luigi Migliorini. L'altra volta mi ha spiazzato, anche spiazzarmi è difficile. Ma che siamo sulla cronaca. Cioè, la storia bisogna che uno mora, quindi cambiamo discorso. Però. Ma escludendo Migliorini, in Polesine chi è un grande eccentrico? Non mi dica Renzo Malagosa, no. No. In Polesine ci sono Migliorini? No, ma non lo so, perché poi anche Giorgio Nonnato fu sufficientemente eccentrico. Io ricordavo che quel senatore solo deputato del PC, che era ordinariamente quel deputato senatore del PC, quello che aveva sempre il sigaro, Elios Andreini. Andreini, anche lui era un bel personaggio, vivissimo, sì, ma grande personaggio anche lui, o sbaglio? Poi anche il suo amico, o sbaglio? Sì, è stato testimone del mio terzo matrimonio. Davvero? Sì. Ma è difficile, sai, definire, anche perché io sono sempre stato dell'idea che i personaggi, diciamo, storici, hanno una determinata immagine, chissà se risponde al vero, certo, perché quella è la loro immagine ufficiale, ma chissà come erano veramente. Ma l'eccentricità sfugge alle regole, altrimenti viene codificata, quindi bisogna che io, per esempio, che sono appassionato tanto di musica lirica, Rossini, che passava per un capurone, che mangiava molto, stava per giorni e giorni senza mangiare, per poi poter entrare nel personaggio di quello che mangiava, e quando aveva finito di mangiare stava male per 2 o 3 giorni. Per cui adesso ho fatto un esempio banale, ma tante immagini pubbliche di personaggi, chissà se rispondono a però forse quello non è eccentricità, è schiavo del personaggio. Sì, ma chissà quanti ci sono imprigionati di personaggi. È vero. Chissà com'era. Allora, dopo tutte queste citazioni che io mi vendo, lo dico alla gente che ci ascolta, poi se dopo scrivo... Faccio citazioni non per erudizione, perché con le citazioni si è più sintetici. No, io me le vendo poi dopo io faccio un figurone, dico che sono mie, non se ne accorgono in tanti. No, può fare quello che vuole. E domani parliamo di liberali. Benissimo. Va bene, grazie avvocato. Arrivederci, ci vediamo domani. A domani, arrivederci. Buona serata.